Ciao ragazzi, bentrovati. Nel video di oggi parleremo della trasformazione fisica che io ho fatto l'anno scorso a seguito di un periodo in cui ero calato molto di peso per via di problemi personali, stress e altre cose. Avevo appunto perso molto peso. Sono riuscito tramite allenamento, dieta e integrazione a mettere su quasi 15 kg, partendo da 73 kg e arrivando a circa 88 kg. Questa è stata la mia prima trasformazione, diciamo recente, perché in passato io ero già andato in palestra cambiando il mio fisico. Io da bambino ero abbastanza paffutino, sicuramente si vedeva che diventavo abbastanza alto, ma ero tendenzialmente un po' paffuto. Durante l'adolescenza il mio fisico è cambiato, sono diventato abbastanza ectomorfo, quindi tendevo a dimagrire, nonostante facendo sempre sport mantenevo una struttura atletica, quindi avevo le spalle abbastanza larghe e caratteristiche quindi da atleta. Il mio problema era che faticavo a mettere su massa. Il mio primo cambio fisico l'ho avuto intorno ai 20 anni, potete vedere qui la foto, dove ero circa 80 kg. Poi ho sempre fatto surf e ho avuto un rapporto con la palestra un po' altalenante. Quindi l'anno scorso questo calo drastico di peso appunto mi ha spronato a riprendere palestra seriamente, ad avere un obiettivo, ad avere un cosiddetto motivation che mi porterà, se tutto va bene, a competere nel Men's Physique l'anno prossimo al Wellness di Rimini. Intanto vi mostro il cambiamento che ho fatto, potete vederlo nella foto. Dall'anno scorso, la foto non è proprio nel periodo peggiore, sono stato anche peggio di quella foto, comunque dall'anno scorso fino a quest'anno è stato un cambiamento sudato, è stato un cambiamento faticoso sia a livello di dieta sia a livello di palestra, perché per sviluppare ipertrofia, cioè la crescita muscolare, bisogna spingere il muscolo al limite. Il mio trainer, il mio allenatore, il mio mister Enea Giacomini, che potete vedere che ha portato un sacco di persone ad alti risultati, che mi ha detto: tu sei molto adatto a fare Men's Physique e quindi io ti porterò ad alto livello. La prima gara sarà appunto al Wellness di Rimini. Parlando della trasformazione che ho fatto, cosa ti dà fondamentalmente cambiare il tuo fisico? Non è solo una questione estetica, perché sennò uno dice: bene, mi faccio un po' di muscoli, faccio il figo. No, è chiaro che c'è anche una componente estetica, ti vedi meglio, questo è un discorso logico. Quello che conta di più è che tu ti senti più forte, ti senti più sicuro, ti senti più bello, ti senti più a tuo agio. Non che fossero caratteristiche che mi mancavano, intendo dire, io mi sentivo già sicuro di me stesso, soprattutto nelle cose che so fare, ma in generale, soprattutto ripeto a causa come me, come tanti, di periodi un po' più difficili, acquistare un fisico prestante ti dà una maggiore sicurezza. Oltretutto io sono alto 1,90 e in questo momento, che sono più grosso della foto che vedete, sono quasi 90 kg, in giro vengo difficilmente importunato anche la sera, perché se devono andare a rubare qualcosa a qualcuno o dar fastidio a qualcuno, tendenzialmente dicono è un po' più difficile farlo a me che ad un altro. E al tempo stesso, se danno fastidio a una ragazza indifesa, a un anziano, a un bambino, a chi che sia, mi sento anche meglio nell'intervenire. Questo è un fattore chiaramente relativo, perché uno può sempre essere armato, eccetera. Io, come sapete, facevo anche incontri di kickboxing e quindi mi so abbastanza gestire, ma è sempre meglio evitare tutto. Però, ripeto, avere una certa fisicità ti permette di avere anche un po' più di sicurezza in giro, se non legata all'agire proprio, legata almeno a quello che è un aspetto che appunto incute un po' più di timore. Ma lo scopo non è neanche incutere timore, come ho detto prima, lo scopo è sentirsi meglio, sentirsi più forti. Anche nel surf io, nonostante molti dicano ma tu adesso aumenti di peso, fai più fatica a surfare, no, perché io mi sto allenando in modo da sviluppare forza esplosiva. Quindi è vero, se vado a surfare i giorni che mi sono allenato, per esempio le spalle o la schiena, mi sentirò un pochino più legato, ma io riesco a prendere più onde, remo più velocemente, mi metto su più in fretta. È proprio da qui il progetto, di cui parlerò meglio in un altro video, del mio Guinness, di fare le competizioni di surf e di bodybuilding nello stesso anno. Non è facilissimo, ci vuole un particolare modo di allenarsi, ci sono anche poche onde in Italia, quindi faremo quel che si può, però lo scopo è questo. Non ho mai fatto
competizioni di bodybuilding, anche perché non ne sono mai stato all'altezza, e invece nel surf è quasi una decina d'anni che competo. Quindi unire le due cose sarà la mia sfida, perché quello che è bello secondo me nella vita è porsi ogni volta delle nuove sfide. Flavio, fedele operatore, aiuto Mi sto impegnando anch'io nella palestra come Carlo, un po' meno di Carlo. Si sta impegnando anche lui. Avremo delle belle sorprese, amici. Non sarà solo dietro la videocamera Flavio, sarà anche lui in prima fila.